Chi non la conosce bene forse non lo direbbe mai, ma Venezia è una città piena di giardini, pubblici e privati, a volte aperti a tutti, a volte ad esclusivo beneficio di chi ha la fortuna di averli, a volte che tornano a far parte del patrimonio cittadino dopo un periodo di inaccessibilità, come nel caso del giardino di Cabembo ad Orsoduro, una delle sedi storiche dell'Università Ca' Foscari, riaperto al termine di un accurato restauro. Uno spazio che abbiamo custodito questi anni e abbiamo colloquiato con tutte le parti in causa, la scuola, il comune, e finalmente dopo un processo abbastanza lungo siamo in grado di ridarlo all'uso che merita, che è per i bambini quando nelle ore della ricreazione, e ai cittadini, tutti quelli che vorranno venire e fruire di questo spazio, che è veramente una meraviglia. Questi quasi 3.000 metri quadrati di verde tra le zattere e l'Accademia saranno aperti in questo primo periodo da novembre a febbraio dalle 8 alle 17:30, con una pausa da 12:15 alle 3 per la ricreazione degli alunni della scuola primaria statale Renier Michiel. Sono stati necessari anche dei lavori di bonifica, per quale motivo? Cosa si è trovato? Sì, tutto è cominciato da lì. La bonifica era necessaria perché è stato rilevato un grado di presenza di diossine più alto di quello tollerabile. In realtà non era così critico, però era superiore alle soglie, per cui era un intervento dovuto. Abbiamo tolto 40 cm di terra e l'abbiamo ricollocata altrove e portata dall'altra. C'è stato tutto il tema anche della preservazione degli alberi, delle piante, che ha reso l'intervento un po' più complesso, ma alla fine tutto si è svolto nel migliore dei modi. Tra gli alberi di maggior pregio del giardino, tutelato quale bene vincolato dalla soprintendenza, si segnalano i Celtis australis, Taxus baccata, Laurus nobili e Wisteria sunesi, che si arrampica fino alla sommità dell'edificio.